Secondo i suoi familiari fu torturato ed ucciso. Per i carabinieri accusò un malore durante le fasi del fermo. La vicenda è quella di Enrico Lombardo, 42enne morto il 27 ottobre del 2019 a Spadafora in provincia di Messina dopo essere stato fermato dai carabinieri intervenuti dopo la richiesta della ex compagna. Le fasi, molto concitate, sono state riprese da un video e nonostante l'intervento di 2 ambulanze quella sera per Lombardo non ci fu nulla da fare. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Messina furono tra gli indagati un carabiniere di sanità del 118, ma il GIP ha disposto l'archiviazione. Contro questa decisione la famiglia ha presentato ricorso in Cassazione supportata dalle associazioni Buon Diritto, Amnesty e dalla senatrice Ilaria Cucchi, che verrà discusso venerdì prossimo. Avvocato, è configurabile un altro caso Cucchi? Ma non lo sappiamo, noi stiamo chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che le indagini vengano riaperte, perché effettivamente ci sono alcuni nodi da sciogliere. Poi sarà l'autorità giudiziaria, a seguito di questa attività investigativa suppletiva, a verificare se i nostri dubbi siano supportati da prove concrete o sono solo delle illazioni. La famiglia ha messo a disposizione una serie di foto che, secondo gli stessi parenti, mostrano un corpo martoriato da echimosi, lesioni e ferite in tutte le parti del corpo. Noi pensiamo che i nostri motivi siano validi, in quanto le tracce di sangue sono rinvenute sul tonfa, devono avere un riscontro. Dobbiamo sapere a chi appartengono queste tracce di sangue. I RIS di Messina, che all'epoca erano stati investiti della problematica, hanno concluso chiedendo all'autorità giudiziaria di effettuare la comparazione genotipica con riferimento a tutte le altre persone che erano rimaste coinvolte nell'episodio per cui è processo. Associazioni e familiari, in particolare l'ex moglie di Enrico Lombardi, hanno annunciato che venerdì, in occasione del pronunciamento della Suprema Corte, manifesteranno sotto la sede della Cassazione per chiedere di riaprire il caso. Ormai tra Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e la regione Sicilia è guerra aperta. Il fronte caldo è sempre quello degli eventi. Ieri sera il Consiglio Comunale di Taormina ha deliberato l'uscita del comune dalla Fondazione Tao Arte e revocato il bene concesso, ovvero l'ex pretura dove sorgeva la Casa del Cinema, dando il via a quello che dovrà essere, nelle intenzioni della nuova amministrazione della Perla, una fondazione tutta nuova. Una decisione che lascia di fatto solo la regione Sicilia come socio, visto che 1 anno e mezzo fa lo stesso De Luca, allora sindaco di Messina, aveva forzato la mano per far uscire anche il comune di Messina dalla Fondazione Tao Arte. Il motivo del contendere è la mancata proposta di modifica dello statuto, una decisione sulla quale De Luca potrebbe comunque anche fare un passo indietro se venisse definita la modifica allo statuto, dando pari dignità di rappresentanza a Taormina e il conferimento dei beni di proprietà della regione alla fondazione. Il riferimento è a Palazzo Ciampoli. Le conseguenze in ogni caso non saranno immediate. In questa fase De Luca ha detto che non intralcerà i lavori di programmi di Taormina Arte e del Taormina Film Festival per il 2023. L'effetto di questa decisione probabilmente si avrà nell'organizzazione della stagione 2024. In tutto questo la regione resta in silenzio. De Luca ha chiesto di commissariare la fondazione, ma né l'assessore regionale al turismo Elvira Amata né tantomeno il presidente della regione Schifani hanno preso posizione. L'unica reazione che filtra è che sarebbe pronto l'atto per impugnare la revoca dell'ex pretura, dove è già stata cambiata la serratura. E intanto si lavora all'ipotesi dei tornelli in via Teatro Antico per impedire l'accesso nelle serate in cui sono previsti i grandi eventi organizzati dai privati. Su questo De Luca è stato chiaro: nessuno sottovaluti la minaccia di chiudere gli spettacoli dal 1° luglio. Via libera al nuovo codice degli appalti in Sicilia. È uno dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale di governo riunitasi ieri sera a Palazzo d'Orléans. Il disegno di legge introduce una centrale di committenza unica regionale articolata in una centrale di committenza per beni e servizi sotto il controllo dell'assessorato all'economia e una per la committenza degli appalti dei lavori pubblici e dei servizi di ingegneria e architettura, l'ex Urega, incardinata nel Dipartimento regionale tecnico dell'assessorato alle infrastrutture. In particolare il nuovo disegno di legge consentirà di snellire molto
avviato le procedure, di ridurre i tempi di approvazione, prevede l'abrogazione del parere tecnico contenuto nell'articolo 5 della legge regionale 12 del 2011, garantendo così l'allineamento del nuovo codice degli appalti a quello nazionale. Ma la vera novità riguarda la Commissione Lavori Pubblici, in cui arriveranno adesso soltanto i progetti con importo superiore a 30 milioni di euro a fronte dei 15 attuali, consentendo a circa l'80% di questi progetti di andare direttamente in conferenza dei servizi indetta dal responsabile unico del procedimento. Questo garantirà un dimezzamento dei tempi per l'acquisizione dei pareri sui 2 livelli di progettazione previsti dal nuovo codice. Sempre ieri è stato annunciato lo sblocco di risorse per 420 milioni di euro di fondi regionali, mentre continua il riaccertamento di bilancio per i fondi comunitari ed extraregionali in genere. È stato dunque emanato il decreto per il via libera ai pagamenti con fondi già accertati entro la fine di maggio. Infine la Regione ha avviato le procedure di soppressione di 10 aziende regionali ritenute inutili. Si tratta delle vecchie aziende autonome di soggiorno e turismo inattive ormai da decenni. Un'operazione fatta ai sensi della legge 15 del 2005. A curare l'iter sarà l'assessorato all'economia. Il provvedimento riguarda le aziende di 2 città metropolitane, Catania, Cicastello e Messina, e quelle dei centri di Caltagirone, Capodorlando, Cefalù, Erice, Giardini Naxos, Messina, Milazzo e Nicolosi. Una vicepreside emozionata forse tanto quanto i ragazzi, perché si ritorna agli esami di maturità pre-Covid in senso pieno. Sì, siamo ritornati alla normalità. Una normalità tanto agognata che riporta gli studenti a vivere gli esami di maturità come all'epoca del pre-Covid, con entrambe le prove scritte preparate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Per i 48.580 candidati in Sicilia negli istituti sedi di esame è tutto pronto per accogliere gli studenti reduci da anni davvero difficili. I ragazzi hanno sofferto di più, ci viene di pensare, rispetto a tutti gli altri, in quanto proprio il terzo anno, che è l'anno più importante per il percorso liceale, sono rimasti a casa, quindi con la didattica a distanza. Il conto alla rovescia è ormai fatto di ore, perché domattina si inizierà con la prima prova scritta, quella di italiano, ed immancabili arrivano previsioni e auspici. Mi aspetto Italo Svevo, in particolar modo la coscienza di Zeno, perché è il primo centenario dalla pubblicazione. Io più della coscienza di Zeno punto ai 160 anni dalla nascita di D'Annunzio. Vorrei che uscisse appunto Italo Svevo, la coscienza di Zeno. Con Svevo, superstar, le studentesse di questo liceo catanese raccontano di questa vigilia non particolarmente contraddistinta dall'ansia, di fatto però per tutti l'attesa e anche per una stappata liberatoria. Stapperemo davanti alla scuola, noi come tante altre scuole, e sicuramente sarà un momento di coesione tra noi studenti. Si stappano e si beve poco, perché altrimenti domani come fate? Torniamo a casa presto. Dopo la stappata però ognuno farà i conti con letto e cuscino, e lì i pensieri in fondo accomunano tutte le generazioni. Parola di una docente membro interno d'esami. C'è sempre l'emozione della notte prima degli esami, c'è sempre. Quindi noi cerchiamo di dare quella forza in più ai ragazzi, quella motivazione in più per poter lavorare bene e serenamente. Per gli studenti di un altro liceo lei sarà un commissario esterno, metterà paura? Ma non credo, io ricordo sempre gli esami di Stato che ho fatto io più di 30 anni fa, quindi la prima cosa che penso è immedesimarmi in questi studenti. 3 commissari interni e 3 esterni, un presidente di commissione esterno, 2 gli iscritti e poi gli orali, in una affascinante prova di oratoria su argomenti interconnessi tra le varie materie che partono da un documento assegnato. Ma non sarebbe notte prima degli esami senza una canzone che un po' ci spiazza, ma che commuove pensando al viaggio che aspetta questi ragazzi, ovvero il loro futuro. Un viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. Ultime ore di attesa e poi si conoscerà il futuro del Messina. C'è tempo sino alla mezzanotte di oggi per completare l'iscrizione, comprensiva degli adempimenti economici e burocratici. Il silenzio scelto dalla società nella giornata di ieri è proseguito oggi e riguarda sia il presidente Pietro Sciotto, il cui cellulare squilla senza alcuna risposta, che i suoi più stretti collaboratori. Questo è un segnale interpretato negativamente in città, a meno di clamorosi colpi di scena. Ai timidi segnali positivi giunti nei giorni scorsi dalla segreteria giallorossa si sostituisce un silenzio irreale ma allo stesso tempo assordante.
Nessuna comunicazione, nessuna indiscrezione, con Sciotto chiuso nel suo quartier generale a Giammoro, dopo il suo disimpegno dal Messina annunciato il 18 maggio e poi confermato lo scorso 15 giugno per l'esito negativo delle trattative con Mannino e Ilari, che lui stesso però non ha certamente agevolato, chiedendo somme ingenti per la sua buonuscita, con una massa debitoria incerta. Entro la mezzanotte di oggi il club peloritano è obbligato al versamento di oltre 1 milione di euro per ottemperare alle richieste federali del pagamento degli stipendi e dei contributi ai tesserati relativamente al trimestre aprile, maggio, giugno, certificandolo a Lega Pro e Covisoc tramite bonifici bancari. Termine altrettanto perentorio per la tassa di iscrizione di 60.000 euro al torneo di terza serie e per la fideiussione da 350.000 euro a garanzia dei futuri esborsi, della quale al momento continua a non esserci traccia. Dall'iscrizione o meno alla prossima Serie C dipende il futuro di Sciotto nel Messina Calcio, se proseguire da solo oppure cedere la società, ma questo tema è successivo e fortemente condizionato dall'esito del primo.